Oggi è una giornata stupenda, il tempo ci sta aiutando tantissimo, l'affluenza dei nostri concittadini ma anche di tutto un territorio per rendere omaggio a queste associazioni che hanno creato questi carri mascherati stupendi che avremo appunto il piacere di vedere. Un ringraziamento va agli organizzatori dell'evento che da sempre come amministrazione vogliamo sostenere e supportare, un ringraziamento a coloro che ci garantiscono la sicurezza, quindi la protezione civile, l'associazione Arma dei Carabinieri, i carabinieri stessi, la polizia locale, a tutti i presenti che sia una giornata di festa, di spensieratezza e soprattutto ci faccia pensare che il mondo può essere pieno di gioia e di bellezza senza essere necessariamente sempre coinvolti in guerra e in distruzione. Siamo qui a Pieve di Soligo alla sfilata dei carri mascherati di oggi al 1° febbraio, una bellissima giornata come si può notare che quindi ha richiamato numeroso pubblico qui a Pieve di Soligo nelle vie e le piazze di questa bellissima città pievigina. Stimiamo appunto una 10.000 presenze perché appunto la giornata è favorevole, che è venuta ad applaudire i 12 carri tra gruppi mascherati e carri mascherati appunto che stanno sfilando in questo momento. C'è un bellissimo colpo d'occhio la presenza anche dell'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Soldan e anche dall'assessore Fantini, nonché anche da altre cariche appunto anche del presidente del gruppo Alpini locale, quindi una presenza ad ampio raggio in questa cittadina. Ringrazio chiaramente l'amministrazione, ringrazio i volontari che si stanno adoperando per rendere questa sfilata piacevole da vedere e sicura chiaramente da assistere. Un saluto alle prossime appunto sfilate del calendario Calemarca 2026.